una specie di interrogazione sul posto alla figlia. Fammi sapere a papà quante maglie abbiamo fatto quest'anno? Amici bellini, ne è valsa la pena svegliarsi presto al mattino, alle 6:30 per la precisione del mattino, nonostante poi dopo un po' di ritardi, ma va bene lo stesso, perché è una conferenza fiume, i fiumi del Trentino. Cominciamo! Allora amici, io mi sono scritto quello che è possibile scrivere. Benvenuto Altef 1975. Lasciate like per le mele annurche, cioè le mele azzurre, insomma, dai, like a terremoto. Veramente non vi perdete. Non vi perdete, perché io cerco di non perdermi la presentazione, diciamo, più ufficiale di Valentina, il presidente, tutte le domande. Allora, cerchiamo di andare per ordine perché è complicata, perché lui apre le parentesi e cerchiamo di vedere i punti fondamentali di questa presentazione del ritiro che avverrà dal 14 luglio al 25. Quindi diamo una notizia. A proposito, fatemi fare un'errata corrige, perché ho letto di una smentita dei problemi tra la Coca-Cola e ADL, quindi questa può essere una rettifica, perché leggiamo, io ho imparato a dire così, ci fanno sapere che, perché non sono notizie che porto io, quando io commento la cronaca, ci fanno sapere che, se poi ci hanno fatto sapere una cosa sbagliata, come il fatto che Kim già ha firmato, ci fanno sapere, ma non è detto che sia la verità. Quindi anche per la Coca-Cola aspettiamo, perché potrebbe essere che non c'è nessun problema tra ADL e la Coca-Cola. Non arriva questo tipo di domande. Ovviamente la premessa è: si deve parlare solo del ritiro, non mi parlate di altre cose, il che significa Spalletti, il che significa Giuntoli, il che significa mercato, il che significa i cani che urlano. Però poi i giornalisti, in qualche modo, chi meglio e chi peggio, ci provano e ci arrivano. Allora, nell'attesa dell'inizio della conferenza, il telefono del presidente è bollente e il presidente non si fa problemi, risponde col microfono acceso, risponde tranquillamente. Premessa, parolacce a go-go. Se poi qualcuno ci tiene, se poi invece voi siete contenti che il vostro presidente dica parolacce ogni 3 parole, io non vi posso dire niente. Se invece cercate una crescita anche dello stile, su questo non cascate male, perché parlare rompi i coglioni, che cazzo vuole, non mi rompete il cazzo, e quindi lì non c'è proprio niente. Tony Renis, quindi uno dei primi che telefona, è Tony Renis, notorio tifoso milanista, e lui dice: avete perso col Milan, ci avete messo lo sgambetto a noi, ma poi non siete andati avanti. Insomma, sfottò bonario tra lui e Tony Renis. Poi vuoi venire alla festa scudette, ma poi te fischiano, e va. Dopodiché, mentre ci presenta Valentina, che è a capo, insomma, della sezione marketing poi di tutto il calcio Napoli, chiama Edo in diretta: amore, tutto a posto, come stai? Ma tu mi hai detto che non puoi venire alla conferenza. Ma amore, ma io sto in conferenza. Quindi anche lì si chiude così. Poi c'è Lombardo che gli vuole praticamente togliere il telefono. C'è questa doppia figura, questa doppia scena, perché Lombardo cerca di tenere le fila di una conferenza e richiama e fa le varie cazziate ai giornalisti. Ma ho notato anche che, non lo so se questa è una cosa nuova, perché la presenza di Lombardo è stata un pochino meno asfissiante quest'anno, e lo dico con intuito, senza sapere niente. Mi sembra che secondo me anche ADL è un pochino stufo di Lombardo, ma lo dico così, ed ecco perché non mi chiameranno mai per fare niente di ufficiale. Insomma, gli vuole togliere il telefono e ADL dice: state quieto, perché se poi mi ricevo una telefonata importante devo rispondere, non interessa niente che stiamo in conferenza e andiamo avanti. Nelle varie cose, insomma, sono previsti, ci dice Valentina, diversi negozi, si potranno fare le foto con la coppa, insomma, dello scudetto. È una nuova era e vogliamo migliorare, quindi ci dà delle speranze Valentina, insomma, perché molti si sono lamentati in questi ritiri, insomma, che ci sono delle scenografie un po' scarne, e qui arriva poi la domanda finale di uno dei giornalisti proprio alla fine, dice proprio al sindaco di Di Mario, dice: ma voi facete sempre poche cose, giusti lampioni, eccetera eccetera, abbiamo vinto lo scudetto, possiamo aspettarci qualcosa di più in pompa magna, e quindi probabilmente si farà qualcosa
qualcosa di diverso, e Valentina ci fa sapere nuova era, è il momento di migliorare. Mi viene poi anche questo pensiero, non lo so, non lo possiamo sapere, però Valentina De Laurentiis, vuoi vedere che? Ecco, mi chiedo, perché tutti quanti si chiedevano, ma poi quando De Laurentiis molla Edo è pronto, oppure qualcuno diceva forse Luigi che sta facendo esperienza col Bari è più pronto, è più diplomatico. E se fosse Valentina la presidentessa poi in futuro del Napoli? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Ovviamente in chat, mentre ascoltavo su Calcio Napoli 24, che ringrazio sempre perché stanno sempre sul pezzo, sono live 24 ore al giorno veramente, e ci portano contenuti e ci serve a noi che siamo all'estero specialmente. Vuoi vedere che è proprio Valentina De Laurentiis? Chi lo sa, fatemelo sapere nei commenti. Insomma, De Laurentiis poi interviene e dice: attenzione, facciamo chiarezza, questo è un nuovo accordo a fine del contratto che siamo stati insieme in Trentino per 13 anni. Adesso nuovo accordo di 1 anno più 3 anni, quindi un totale di 4 altri ritiri in Trentino. Poi il ringraziamento per Meret, perché ovviamente fa scalpore la presenza di, è chiaro, si dice ma non c'è Spalletti, e questo fa preoccupare qualche tifoso. Non sorprende a me ovviamente la non presenza di Spalletti, che tra l'altro ha da faticare, ci sono partite da presentare. Queste cose non le deve fare non ci deve essere l'allenatore, perché non serve. L'allenatore deve pensare all'Inter in questo momento, però c'è la presenza di Meret, e quindi questo dice in rappresentanza della squadra almeno ne chiamano uno, e De Laurentiis interviene per ringraziarlo perché è stato poi martorizzato, è stato criticato, invece lui rappresenta quello che, mentre il presidente lo ringrazia, Meret fa una faccia come dice: mi è sembrato, ma sempre intuizioni mie, io ho sempre torto, ricordatevi sempre che ho sempre torto, mi è sembrato proprio la faccia di chi dice: mo mi ringraziate, mi vuoi difendere, vuoi fare vedere che tu mi hai sempre difeso, quando invece avete provato a vendermi allo Spezia, perché ce lo dobbiamo ricordare, quella che è la cronaca dell'estate dell'anno scorso. Poi è andato tutto bene, poi è stato confermato Meret, poi non è arrivato Navas, non è arrivato Kepa, non sono arrivato nessuno, e Meret qualche parata importante l'ha fatta. Però mi è sembrato proprio la faccia di Schraz, ma mi ringrazi? Vabbè, però Meret va bene. Quindi poi si deve parlare delle mele, le famose mele, così dice che io ti voglio dare dei consigli. È un classico di De Laurentiis, lo fa spesso nei ritiri della presentazione dei ritiri, dove lui interviene, parla il sindaco, parla l'assessore, lui li interrompe, interviene, dice: io non ti voglio dare un consiglio, per carità, e poi glieli dà e dice: tu devi fare poi le mele biologiche, non dico devi fare la mela azzurra, però devi fare le mele che poi senza i disinfestanti, insomma, i cose batteriologiche, perché poi io respiro le cose, insomma è un fiume in piena come al solito. Ma soprattutto ci dice che loro prevedono un raddoppio delle presenze, quindi quanti ne erano? 50.000, probabilmente si arriverà a 100.000 presenze, e quindi dice al sindaco: tu devi fare anche gli scaffolding, e sarebbero poi le infrastrutture, come si dice in italiano, i tubi innocenti che poi tu ci metti le plank sopra. Lo so solo in inglese, però sa da fare un po' meglio per aumentare poi la capienza anche degli stadi, per vedere gli allenamenti. Quindi il sindaco poi interviene, dice: io farò la mela Aurelia, per ringraziare poi di questo perché poi vuole fare i complimenti a De Laurentiis, che è riuscito a regalare un sogno ad un popolo. De Laurentiis interviene, dice: i sogni sono belli quando sono molteplici, quando continuano, speriamo insomma che i sogni possano continuare. Poi interviene Diego De Carli dell'Ansa, che parla con Meret, e Meret risponde che sì, le strutture, vabbè, frasi fatte, insomma, la struttura del Trentino, le temperature sono ideali, e Meret rappresenta la perseveranza. Domanda poi dalla radio ufficiale, dice: le nuove maglie, che poi è una domanda, non potendo chiedere di Spalletti, non potendo chiedere di Giunta del mercato, interessante. La domanda sulle maglie, che è una cosa che ci interessa tantissimo, è una maglia scudettata, noi stiamo proponendo dei concept, e le nuove maglie le possiamo vedere in ritiro, perché poi se le comprerebbero tutte, eccetera, è giusto. Prende la parola Valentina e dice: sorpresa, e se ne va. Allora dice il padre: ma allora sei come me, non mi vuoi dire niente, e fa una specie di interrogazione sul posto alla figlia. Fammi sapere a papà quante maglie abbiamo fatto quest'anno,
E Valentina non ha, bisogna dirlo onestamente, non ha bene a mente il numero delle maglie. Sono anche un po' sorpreso onestamente, perché se è quello il tuo compito, paf, abbiamo fatto 15 maglie, paf, ne abbiamo fatte 25, paf, non le abbiamo fatte proprio. Valentina cerca di fare il conto. Allora c'è quella di casa, quella fuori casa, poi c'è la terza, poi abbiamo fatto Halloween, poi abbiamo fatto quella con le renne, che qualcuno magari non è piaciuto, però poi ci sono i numeri che ci dicono delle cose, numeri che noi non possiamo sapere, ma va bene che non le sappiamo, rimaniamo con la nostra idea. Poi c'è quella di Valentino, di San Valentino, e poi interviene il padre. Poi ci sono quelle europee, che ovviamente sono diverse per alcuni dettagli, e quindi si fa un conto, 9, forse 10, non si sa. Va bene. Dopodiché dice che per l'anno prossimo ancora di più, secondo il papà, e vediamo. La figlia dice: ci sono delle sorprese, stiamo pensando, stiamo organizzando, forse niente renna e nemmeno la slitta, ci saranno delle novità. Dopodiché Lombardo dice: niente domande che non siano sul ritiro. Aurelio, lo vuoi ripetere? Aurelio dice: no, io non lo ripeto, non c'è bisogno di ripeterlo perché basta dirlo una volta. Insomma, le solite cose, e sembra che sono quasi scaramucce tra di loro. Le inviti per le tournée, a parentesi infinita di De Laurentiis, che apre sulle tournée, perché Meret dice una cosa, dice: a noi ci fa bene non partire per le tournée e rimanere in un solo posto per allenarci, perché poi devi mettere i muscoli, devi mettere i chilometri nelle gambe per poi prepararti al campionato. E veramente si apre la parentesi delle tournée, dice: mi hanno invitato, mi volevano dare dei soldi, mi volevano pagare l'aereo per andare a fare le tournée, e ci ricorda una tournée americana dove andammo Miami, Detroit, poi io me lo sono dovuto andare a rivedere cosa facemmo poi a Detroit, in uno stadio gigante, perdemmo 4-0 col Barcellona, non una bella cosa, ed era un Napoli di Ancelotti con Verdi titolare in campo. Poi in questo articolo si diceva: ma Elmas non si può vedere a sinistra. Elmas abbiamo visto che cosa ha fatto, ma non ha importanza. Quindi niente trasferte per De Laurentiis, perché si perde tempo tra partire e ritornare, lo scarico. Se volete venire invitiamo noi le squadre e si gioca in Trentino. L'anno scorso siete stati contestati, c'era scetticismo, quest'anno ci si aspetta 100.000, è tutto merito vostro, dice Claudio Vivenzio a Meret. Meret estende i meriti ovviamente a tutto lo staff tecnico, alla società, a tutti i giocatori. Sì, mi scrivono ovviamente: soffermati su questo, soffermati su quello. Caro Massimo, non ti preoccupare, cerco di soffermarmi su tutto. La cosa che tu mi dici, ovviamente ne stiamo parlando, ne abbiamo già parlato. E poi come arrivare a sapere qualcosa di mercato? Ovviamente ci prova l'ottimo Modugno e dice: mi hanno chiesto le gigantografie che si trovano di solito in Trentino, potranno prevedere che gigantografie possiamo aspettarci. Si aprono parentesi incredibili, dice: finire il campionato, dice che prima finire il campionato, poi si dà il voto complessivo, qualcuno va, qualcuno viene, puoi fare anche solo una gigantografia con l'azzurro, con il sole. Qua glielo do io il consiglio al presidente, giustamente, perché pensavo volesse arrivare a quello, invece no, si allarga nel discorso e arriva a trovare il blasone del casato dei De Laurentiis, che è una cosa con il sole, con l'azzurro che splende. No, il consiglio che ti do io, presidente, è che tu, se hai storia, no? È una storia breve quella del Napoli De Laurentiis, però ce l'hai storia, e si vede per esempio nella sala stampa nuova rifatta del Maradona. Tu puoi mettere nelle gigantografie, puoi metterci i giocatori del passato, anche fanno parte del tuo passato, ci metti Iezzo, ci metti Cavani, ci metti Gargano, ci metti Mertens, ci metti Koulibaly, e quindi le gigantografie non devono essere per forza quelli di quest'anno su cui punti, e li usi tutti, perché li puoi usare, hai i diritti di quando indossavano la tua maglia dell'epoca e li puoi usare tutti. Magari puoi giocarti la carta Maradona, perché è una fortuna che abbiamo solamente noi, e quindi le gigantografie puoi utilizzare i giocatori della tua storia, non devono essere per forza quelli che rappresentano quest'anno. Mentre De Laurentiis se ne esce col fatto puoi fare anche solo l'azzurro con il sole, i De Laurentiis con la doppia I, da dove veniamo, l'araldica, io poi ho chiesto cose del DNA, il blasone del casato, Aurelio poi significa uno che splende, e quindi io potevo chiamare anche il Napoli Aure Napoli, la Napolauro, eccetera eccetera. Riceve poi un'altra telefonata: sono il numero uno, sono il numero uno degli stronzi, che telefono. E mentre Giordano dice: io aspetto il presidente al telefono, la domanda la faccio al presidente,
e gli si chiede, per tornare sulla cena tra lui e Spalletti, dice ma quanti giorni dobbiamo aspettare per sapere il contenuto di quello che si è parlato durante la cena, ovviamente. Quindi, senza dire la domanda cosa avete parlato, di cosa avete parlato, sappiamo quanto dobbiamo aspettare per sapere. Ed è un modo elegante di Giordano per cercare di saperne qualcosa in più. De Laurentiis comincia la risposta dicendo ma la cena era una cosa dovuta, una cosa di amicizia, una cosa di ringraziamento, dopodiché se ne va per una tangente lunghissima e ci arriva a dire una cosa strana, che dice la festa è il 4, mentre noi sappiamo che la partita della Sampdoria dovrebbe essere il 3. Questa è una novità, ci dice il 4 alle ore 19. Chissà se De Laurentiis sa qualcosa più di noi e di tutti i calendari che si trovano su internet. Quindi sì, per quanto riguarda la festa da fare, che sarà probabilmente ancora più straordinaria di quella che abbiamo visto finora, ma ovviamente la parentesi è lunghissima, si apre e non si chiude per quanto riguarda la cena con Spalletti, il che ovviamente qualcuno potrebbe pensare, visto che era stato un po' più convinto nelle settimane precedenti De Laurentiis dicendo Spalletti non si muove, si riparte da Spalletti, questa volta uno poteva anche aspettarsi, è inutile che me lo chiedete, Spalletti ha il contratto e basta. Invece ha lasciato tutto aperto e quindi ci ragioniamo nei giorni che verranno. Noi però dobbiamo finire bene il campionato, non è giusto parlarne adesso. E De Laurentiis chiude e dice tu sei paraculo e vuoi fare il paraculo pure a me, quindi 1-1 palla al centro, e siamo sempre alle solite non fare il tirchio. E si chiude con questa cosa così col sindaco mamma mia, perché gli si chiede al sindaco se si farà qualcosa di più eclatante per i tifosi. Il finale è una roba veramente, veramente, qua io difendo il presidente quando devo difenderlo, qua devo dire veramente dozzinale. Dire al sindaco di Di Maro comprati 1000 maglie da mia figlia, così le dai ai baristi, a quelli che lavorano nei bar, così è una grande cosa. E il sindaco poi è geniale a rispondere sì, benissimo, e allora facciamo un accordo dove voi vi comprate 1000 scarponi da sci. E quindi lo scambio avviene in maniera equa. Ma noi gli scarponi da sci costano di più delle maglie. Insomma, questa conferenza del ritiro non fa altro che confermarci che resta una speranza. Resta una speranza, perché poi il Napoli sul campo di solito si comporta bene. Il Napoli in sede di mercato, di programmazione, il Napoli ha buone idee e molto spesso vanno in porto. Per quanto riguarda il futuro, Spalletti, Giuntoli, la squadra, Chimmo, Simer, dobbiamo aspettare. Per quanto riguarda poi nello stretto dello stile delle presentazioni, la famosa comunicazione, il visionario e quello che ne sa di cinema e di spettacolo, io sono rimasto estasiato dalla festa scudetto che abbiamo visto allo stadio, veramente roba bellissima. Quando si tratta invece di prendere un microfono e di parlare con i giornalisti, di fare le presentazioni con i collaboratori eccetera eccetera, siamo veramente, e questa è un'opinione mia che tengo stretto e che condivido con voi, siamo veramente terra. Da New York, Valerio Fluido è tutto, fatemi sapere cosa ne avete pensato. Le mele azzurre stanno qua, il ritiro siamo qua, vediamo se Valentina, che per ora forse deve fare ancora un percorso anche lei di crescita, chissà se poi è Valentina il futuro del calcio Napoli, chissà. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ma no, che bella, io me li fai. Sono Saverio Soli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.